partita, questa terza serie degli 800, occhi puntati su Irene Baldessari che ha un personal best di 2.03.97, due volte campionessa italiana. Irene Baldessari è l'unica italiana che riesce senza nulla togliere le altre a tenere in testa letteralmente a Marta Zenoni, che è la numero uno in Italia pur essendo ancora giovanissima, ma Irene Baldessari, due volte campionessa italiana, è riuscita in qualche occasione a ritagliarsi spazi di un certo interesse. Irene Baldessari che è allenata da Gianni Ghidini. Passaggio veloce con Nicole Pozzer, 59, passaggio veloce, vero Patrizia Tisi che conosce bene l'atletica, un passaggio veloce quello sul 59 Baldassarri. Adesso esce in seconda corsia, cerca di tenere botta, è in mezzo alla mossa di due atlete africani, almeno così, vedendo il colore della loro pelle. Intanto Baldassari tiene in quattro, si staccano 150 metri alla conclusione. Abbiamo ricordato Gianni Ghidini che è un grandissimo tecnico, ce ne sono molti oggi, ricordiamo che c'è anche Stefano Baldini in tribuna, responsabile tecnico degli azzurrini. Volata finale sul traguardo e qui andiamo a segnare un tempo di discreto valore, infatti si vincono 2-2. È la Santiusti Cavaliero San Giusti che è diventata, scusa, italiana da poco, era giusto ricordare. Esatto, che aveva una season best di 2.03.00, oggi 2.02.00.